Cari telespettatori, Filippo Agostini, Antenor Energia, amministratore delegato, è qui con noi per parlare delle comunità energetiche e come e cosa fa Antenor Energia e perché sono convenienti, come funzionano. Sì, è uno strumento poco pubblicizzato. La CER, che è Comunità Energetica, è un gruppo di persone di vicinanza, cioè di vicinato, che si uniscono, seppur non mica si devono conoscere, però si uniscono in una cooperativa o fondazione per sfruttare l'energia prodotta da alcuni che venga consumata da altri nella vicinanza. Questo porta a un beneficio perché comunque non ci sono perdite di rete ed è incentivato direttamente dal GSE, che è il gestore dei servizi energetici. Quindi porta a un contributo, a un incentivo che viene riconosciuto sulla base di quello che viene prodotto e quello che viene consumato localmente. È poco pubblicizzata, noi la stiamo promuovendo perché comunque anche in un ambito di rialzo di prezzi, non rialzo di prezzi, comunque l'incentivo aiuta come beneficio economico durante l'anno. Si parla che per un consumatore puro possa essere una bolletta in meno all'anno come valore economico, mentre per chi produce o ha installato il fotovoltaico un rientro anticipato dell'investimento fatto. È una cosa molto interessante, noi la stiamo promuovendo per ora in tutto il nord Italia, sono già attive, stiamo cercando iscrizioni. Per iscriversi cosa bisogna fare e chi magari dovesse installare dei pannelli fotovoltaici, che cosa può fare? Allora, per chi vuole iscriversi basta una telefonata ad Antenore o anche altre comunità energetiche, per carità di Dio, e noi facciamo un moduletto molto semplice, la quota di iscrizione alla cooperativa la riconosce Antenore perché è un servizio che facciamo e quindi ci fa piacere. E invece per chi ha intenzione di installare il fotovoltaico ci può chiamare perché oltre, volendo, possiamo anche installargli il fotovoltaico, lo possiamo inserire in una di queste comunità energetiche per averne beneficio. Quindi chi produce energia con il fotovoltaico lo può immettere in questa comunità, trarne beneficio e dare la possibilità ad altri di averne. Certo, chi installa il fotovoltaico la prima cosa che fa è portare quasi a zero la propria bolletta perché va in autoconsumo. Quella che cede in rete, che già viene pagata dal GSE, acquisisce un ulteriore incentivo stimolante al fatto di aver prodotto energia elettrica. Il consumo di energia però deve essere possibilmente fatto nel periodo in cui viene prodotta, giusto? Certo, in quel caso lì noi facciamo tutta la consulenza per cercare, si dice in gergo, di equilibrare e di portare in corrispondenza chi produce con chi consuma, quindi inserendo anche una quota di piccole e medie imprese che magari durante il giorno consumano l'energia. Non è che ci viene riconosciuto un incentivo al numero di kilowatt che consumiamo, ma è l'insieme della comunità energetica che produce l'incentivo totale. Perfetto, grazie Filippo Agostini, grazie a voi di averci seguito, grazie ad Antenor Energia, buon proseguimento.